Chiediamo alla Regione e al Comune di attivarsi perché venga immediatamente sospesa la realizzazione, la progettazione di questo impianto perché è incompatibile col territorio. Non lo diciamo solo noi dal punto di vista politico, lo dice anche l'Istituto Superiore di Sanità a livello appunto nazionale. Seppure realizzato con tecnologie avanzate in grado di produrre impatti contenuti, si rivelano situazioni di criticità, in particolare per la matrice aria. Lo scrive il Dipartimento Ambiente e Salute dell'Istituto Superiore di Sanità sul progetto di inceneritore presentato da Eni Rewind SpA che prevede la depurazione di 190.000 tonnellate all'anno di fanghi e una seconda bocciatura dopo un primo parere negativo espresso a inizio anno. È evidente che anche dal punto di vista scientifico e dal punto di vista della salute questo impianto è pericoloso e non è compatibile con il nostro territorio. Ricordiamo ovviamente che il territorio di Marghera è già un territorio attenzionato con notevoli problematicità e non può e non deve diventare la pattumiera del Veneto o dell'Italia. L'Istituto Nazionale di Sanità ha sottolineato anche il contesto ambientale sul quale si inserirebbe il nuovo inceneritore. Questo impianto non è necessario per il territorio, andrebbe a bruciare materiale e fanghi che sono anche estranei al nostro territorio, quindi non c'è alcuna necessità, il nostro territorio non ha necessità e soprattutto Marghera ha già pagato, Venezia hanno già pagato sul versante della salute e della sicurezza.